Ed eccoci nel nostro spazio con lo SPI CGIL e allora questa volta parliamo in modo particolare di campi della legalità, di un'iniziativa che si ripete nel tempo con delle modalità anche molto particolari di coinvolgimento dei ragazzi e quindi lo SPI, persone un po' più anziane, pensionate eccetera e non soltanto, che trasmettono esperienze, valori, testimonianze significative ai più giovani e in questo caso anche ai minori che frequentano ancora le scuole. Un progetto significativo, ne parliamo ben collegato con noi con Stefano Facci, segretario SPI CGIL Verona. Ben arrivato. Buonasera a tutte e a tutti. Allora, ci racconti, campo della legalità, 13-21 giugno, prima tranche con i più giovani. Sì, è praticamente il secondo anno che facciamo questa esperienza. È un'esperienza che nasce nel solco dei campi della legalità, dove appunto Arci e Libera hanno iniziato sin dal 2005. C'è stata l'interruzione Covid, ma abbiamo ripreso l'anno scorso e questa novità di fatto è che al campo della legalità ospitiamo due classi, in questo caso del Liceo Quadri di Vicenza e dell'Istituto Silvio Ceccato di Montecchio, e che fanno invece lì, esercitano quello che è lo spazio del PCTO, ovvero il percorso delle competenze trasversali e l'orientamento, una modalità appunto per assolvere un compito che è prettamente scolastico, ma che si inserisce in quella che è l'attività insomma dei campi della legalità, per cui con un'attenzione particolare a sviluppare quelle relazioni che servono. Noi dello SPI ovviamente siamo quello strumento, lo dico così, di ponte generazionale tra i giovani che si mettono in gioco e noi che possiamo portare la nostra esperienza. Ecco. Qui stiamo vedendo dei momenti di convivialità, vero? Qui stiamo vedendo nelle foto dei momenti di convivialità. Preparando... Sì, esatto, sono le foto dell'anno scorso perché i ragazzi sono coinvolti in attività pratiche, in particolar modo la mattina, come si è visto, al di là di curare la casa, imparare a fare il pane, accudire quegli spazi insomma che sono legati al vivere comune, insomma, in modo da starci tutti. Sono divisi in gruppi, chi si occupa della casa, chi si occuperà della manutenzione del verde, perché la sede, insomma, che è la base scout Airone della GESCI, di fatto ha un parco annesso e si fa della manutenzione del verde. Ci sarà un gruppo che si occupa di manutenzione delle parti in legno e perciò di staccionate, di sistemazione appunto del bene, che è un bene confiscato alla mafia e per cui anche qua va mantenuto e va tenuto in ordine. C'è un'attività che riguarda appunto anche la sistemazione degli spazi, la manutenzione, se vogliamo così, muraria, qualche pittura e così via. Per quanto riguarda poi un altro aspetto è quello anche delle biciclette. L'attività la facciamo anche in collaborazione con la FIAB, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, che nella base hanno una quarantina di biciclette che vanno mantenute, anche perché poi nel corso del campo, in poche parole, faremo anche una biciclettata assistita e andremo a visitare alcuni luoghi del territorio. Ecco, questo lo si svolge la mattina, i pensionati si occuperanno appunto di fare anche da tutor a questi ragazzi nell'ambito delle loro attività. E poi ci sono invece tutte le attività del pomeriggio che abbiamo affidato a delle persone competenti per affrontare quelle tematiche appunto di discussione, insomma, e di approfondimento. Cioè il ponte generazionale serve per trasferire esperienze ai ragazzi, ma anche per dare a noi, insomma, anche una visione di quella che è l'evoluzione e la novità, insomma, che i ragazzi portano anche nella nostra società. Per dire, una delle prime attività, quella che faremo già venerdì, incontreremo il sindacato di polizia, il SILP CGIL, e affronteremo un tema molto forte per quanto riguarda i ragazzi, che è l'uso dei social, in particolar modo un'attenzione a quello che è il cyberbullismo, per cui le insidie che ci stanno in queste nuove tecnologie sempre a disposizione dei ragazzi. Faremo dei momenti di approfondimento anche, se si può dire, anche più leggeri, seppure impegnati dal punto di vista dell'impegno e della lettura storica. In particolar modo ci sarà un reading musicale con i Marghera 100, che è un gruppo appunto che fa un reading su quelle che sono state le lotte sindacali appunto dell'inizio secolo appunto a Porto Marghera. Supereremo la domenica con un momento ludico appunto della biciclettata, ma poi già da lunedì incontreremo la segretaria dello SPI nazionale insieme alle associazioni degli studenti, per cui Rete degli Studenti Medi e l'Unione degli Universitari. Martedì avremo un incontro con l'amministrazione comunale di Verona, incontreremo
l'assessore Zivelonghi, l'assessore Bufalo e dovrebbe esserci anche il sindaco Tommasi, perché riteniamo che un'amministrazione, come posso dire, possa trasferire ai ragazzi anche un senso di appartenenza, e loro dovrebbero valorizzare appunto quello che è un rapporto con l'istituzione. Lo faremo con un taglio molto particolare, che è quello appunto con la presenza di Avviso Pubblico, che sappiamo mette insieme le amministrazioni che operano nel solco appunto dell'applicazione del contrasto appunto alla criminalità organizzata e perciò con una forte attenzione alla legalità. E questo ovviamente lo faremo anche nel percorso, come posso dire, di tutto il campo. Accompagneremo il campo con una sorta, la dico così, anche di colonna sonora. Faremo rivivere ai ragazzi un po' quelli che sono quelli stati i momenti storici, insomma, anche di emancipazione, perché il centro appunto è la legalità e il lavoro, essendo un PCT o un percorso per le competenze trasversali e l'orientamento, pensiamo che parlare anche di lavoro e di diritti sia fondamentale. Faremo un passaggio con un costituzionalista, per cui anche qua affronteremo il senso di appartenere appunto al nostro paese, perciò al fondamento del paese che è la Costituzione, per chiudere poi con una riflessione sempre legata alla legalità, che è appunto una riflessione che faremo con Maurizio Dianese, che ovviamente è il presidente del Centro Documentazione e Criminalità Organizzata del Veneto, e con il quale faremo il punto di come è la situazione della mafia in Veneto. In quell'appuntamento discuteremo anche con la segretaria della Camera del Lavoro di Verona, perché sappiamo insomma che a Verona abbiamo due processi estremamente importanti, uno Isola Scaligera e l'altro il Taurus, insieme con l'avvocato Chiara Palumbo, che si sono occupati insomma della costituzione di parte civile e ci informeranno di qual è la situazione appunto della penetrazione, del radicamento insomma della criminalità organizzata nelle nostre zone. Ecco, ci sembra importante dare questo punto di vista proprio perché possano come posso dire, apprendere quello che è il ruolo insomma, che dovrebbero avere nel loro crescere, nel loro diventare adulti. Ecco. Noi trasferire queste informazioni, loro trasferirsi non solo l'entusiasmo, che quello non manca mai, ma anche appunto quelle che sono le loro aspettative, le loro necessità. Infatti, ecco, forse era anche la premessa per quanti non lo sapessero, però insomma ormai è una cosa nota, questi campi della legalità sono dei luoghi che sono stati sequestrati alle mafie. Ci racconti un attimo di questo di Erbè, che storia ha? Sì, questo campo di Ardea appunto è stato confiscato alla criminalità organizzata, in particolar modo ad uno spacciatore collegato appunto con l''ndrangheta, che nel passato lui aveva costruito il suo luogo di rifugio, per cui un ampio parco, un maneggio, una casa. Poi questa casa ovviamente è stata affidata una parte ad una struttura pubblica dove c'è una piccola comunità appunto di accoglienza, e l'altra parte è stata affidata al gruppo Scout Tione, che ha fatto la base a Irona. Ecco. In questa base noi facciamo i campi della legalità, ma appunto gli scout del gruppo Agesci organizzano attività tutto il tempo dell'anno, insomma, ecco, collaboriamo con loro ormai da tanti anni e continuiamo a farlo appunto su questo bene che viene messo a disposizione, cioè un ritorno alla comunità di un qualcosa ovviamente che gli era stato sottratto tramite l'illegalità, insomma, ecco, per cui poi vediamo queste foto che girano dove i ragazzi spesso fanno le loro attività, costruiscono un murales, suonano, cantano, per cui non è solo un aspetto, la dico così, lavorativo, ma è anche davvero un momento di formazione, un momento di forte relazione. Ecco, inizia quando termina la scuola, quindi questo percorso, oppure durante l'estate le dice ci sono altri campi della legalità in collaborazione con Libera, dove invece partecipano maggiorenni, adulti, su propria scelta, insomma, consapevole. Sì, infatti dal 14 al 20 di luglio abbiamo un altro campo, quello diciamo tradizionale di Libera, fatto insieme con l'Arci e a Verona ovviamente, dove lo SPI fa sempre la parte di supporto diciamo per quanto riguarda l'aspetto di carattere logistico. Ecco, per cui avremo anche lì un appuntamento, in quel caso saranno maggiorenni, saranno delle persone che possono iscriversi tramite il sito nazionale di Libera
genere per cui partecipare, e anche a loro viene offerto un percorso che riguarda appunto una riflessione sul lavoro, su quella che appunto l'idea insomma della legalità costituzionale sulla quale da anni stiamo lavorando e che riteniamo vada comunque mantenuta alta come attenzione insomma dal punto di vista del territorio. Assolutamente, questo è importante. Sono tanti i giovani che partecipano a questa prima edizione, questa edizione di giugno, dal 13 al 21, sono sensibilizzati, come reagiscono? Beh, i ragazzi sono 24, ci sono 12 appunto, come dicevo, del liceo Quadri e altri 12 dell'istituto Silvio Ceccato di Montecchio, e sono anche dal punto di vista dell'equilibrio di genere maschi e femmine, per cui anche da questo punto di vista con una forte attenzione insomma a far partecipare in maniera anche qua con un'attenzione di genere. Tra l'altro sarà anche uno degli argomenti che affronteremo insieme con le associazioni degli studenti, e sono tutti quanti praticamente coinvolti in queste che sono le attività. Mentre il campo di Libera abbiamo adesso una decina di iscrizioni, però contiamo insomma di arrivare sempre sul numero di 20-25 persone partecipanti, ecco. Certo, e come ne escono poi dopo questa esperienza i più giovani? Come vi sembra? L'anno scorso diciamo che il bilancio è stato un bilancio estremamente positivo, perché anche per loro vuol dire approcciare ad una modalità, la dico così, anche di relazione, anche semplicemente le attività quotidiane. Noi per costruire questo PCTO giustamente ci siamo adeguati, si è elaborato un documento di valutazione dei rischi, un DVR, verranno forniti loro dei DP, che sono appunto quegli strumenti di protezione che servono appunto per fare anche quei lavori semplici, per cui avremo una grande attenzione all'aspetto della sicurezza: guanti, occhiali, grembiuli, cuffie, sono tutelatissimi e fanno esperienza, sono anche tutelati e fanno un'esperienza che è un'esperienza di lavoro, se vuole, semplice. Non useremo macchine automatiche o a motore o così via, però li aiuteremo anche in questo caso, nonostante a scuola abbiamo già fatto il percorso della formazione obbligatoria sulla sicurezza, ma li accompagneremo anche in quella fase dove nel fare delle attività manuali la sicurezza deve sempre venire per prima. Assolutamente. Grazie Stefano Facci, segretario SPCGIL di Verona, grazie di averci reso partecipi di questa bella iniziative che peraltro si ripetono nel tempo e anche nei luoghi nel nostro paese. Grazie ancora, buon lavoro, a questo punto buona estate. E a voi grazie, saluto a tutti e a tutti. Grazie, a voi telespettatori lascio al brevissimo break, ci vediamo dopo per le nostre interviste.